In piazza Genova la protesta dei residenti della Valpolcevera, isolati e bloccati dopo il crollo del ponte Morandi, chiedono decisioni per sbloccare la situazione. Traffico in tilt sabato a Chiavari, la città impreparata per gestire la chiusura della viabilità per il giro di handbike, manifestazione riuscita ma i cittadini chiedono più comunicazione e organizzazione. A lezione di olio di oliva, giornata speciale per gli alunni della scuola primaria di Via Lombardia, Sestri Levante, raccolta delle olive nell'orto didattico e poi la visita al frantoio. Sestri Levante incorona i nonni dell'anno, Giorgia Santini, Sergio D'Urso, Franco Bampi, Vito Molinari premiati dall'Associazione Euleudo per l'impegno nella promozione della cultura locale. Un grave scandalo, il mondo del calcio non può andare avanti così. Il giornalista Emanuele Dotto definisce così il caso Virtus Entella una brutta pagina di sport, ha detto ai nostri microfoni. Rapallo nel primo conflitto mondiale. A Villa Tiguglio allestita la mostra I segni della guerra, frutto di 2 anni di ricerche d'archivio. Ripartito il nuovo anno accademico dei corsi di cultura di Chiavari, tra le novità lezioni di lingua cinese e russa, conferenze e gite, c'è ancora tempo per le iscrizioni. 12 ottobre, anniversario della scoperta dell'America, a Ferrada di Moconesi, le scuole del comprensivo hanno ricordato tutti i fontanini che come Colombo sono emigrati nel nuovo continente. La giostra della casa editrice Ave, la 13ª edizione del concorso nazionale miglior giornalino per ragazzi, premiata la qualità dei racconti, dei fumetti e delle illustrazioni. Riportata a nuova vita la cava di Isolona d'Orero, recuperati il baraccoon e l'ingresso del sito estrattivo, sarà uno spazio per attività ricreative e incontri, nel futuro previste anche attività didattiche. Al rientro dalla Fiera Internazionale del Turismo, il sindaco di Sestri Levante tratteggia un bilancio. La città dei Due Mari è appetibile sul mercato dei vacanzieri, sia per gli eventi sia per il paesaggio. Fronte comune del Tiguglio per fermare il trasferimento della Astore di Casarza Ligure. Incontro dei lavoratori con il Vescovo, lunedì poi seduta congiunta dei consigli comunali della Valpetronio. Un saluto a tutti, bentrovati all'appuntamento con il TG guardando la settimana, la nostra rassegna dei principali fatti accaduti nel Tiguglio negli ultimi 7 giorni. Iniziamo dalla giornata di lunedì andando a Genova per parlare della protesta dei residenti della Valpolcevera che chiedono misure urgenti, immediate per risolvere un blocco che si è venuto a creare con il crollo del ponte Morandi. E poi andremo a Chiavari per parlare dell'iniziativa del giro di handbike che si è svolta nel centro cittadino, parleremo sia dei disagi del traffico ma anche dell'importanza di questa manifestazione. Vediamo i servizi. Liberate la Valpolcevera, oltre il ponte c'è. Questi gli slogan con cui i commercianti, gli abitanti della Valpolcevera messi in ginocchio dal crollo del ponte Morandi hanno manifestato questa mattina a Genova per chiedere interventi per far riprendere la vita nella zona. Alla protesta, la prima dei cittadini dal giorno del crollo del 14 agosto, ha partecipato anche una delegazione di sfollati per chiedere soprattutto la riapertura delle strade per una comunità di 50.000 abitanti che non può più sopportare l'immobilismo nelle decisioni. I manifestanti partiti da piazza Caricamento, nella zona del Porto Antico, sulle note di The Wall dei Pink Floyd, hanno raggiunto piazza De Ferrari con tappe davanti alla regione e alla prefettura. In piazza i manifestanti hanno eretto simbolicamente un muro per mostrare ai genovesi cosa significa vivere al di là del ponte. Una delegazione ha incontrato poi il governatore e commissario all'emergenza Giovanni Toti e il sindaco commissario alla ricostruzione Marco Bucci, ai quali sono state presentate una serie di richieste. I due sono arrivati dalla prefettura, dove in precedenza hanno incontrato il ministro delle infrastrutture Danilo Toninelli. Quest'ultimo, che nel corso della mattinata ha incontrato anche i rappresentanti degli sfollati, ha parlato del decreto, assicurando che verrà migliorato. È un decreto che sarà migliorato, ma è un decreto che io invito a non contestare, perché è scritto non solo con il cuore e con la mente vicina a Genova e ai genovesi, ma è scritto anche con una tecnica giuridica, io penso, molto elevata. A Genova questa mattina, insieme al Ministro per le Infrastrutture, c'era la commissaria europea Violeta Bulc nel capoluogo ligure per onorare la memoria delle vittime. Entrambi sono stati ricevuti in prefettura prima di un sopralluogo nella zona del ponte Morandi. Sul decreto è intervenuto anche il Presidente della Regione, che ha preannunciato alcune richieste di modifica che verranno chieste in fase di approvazione. Io mi auguro che ci sia buon senso da parte del Parlamento nel modificarlo nel modo più
largo possibile, che ci sia buonsenso da parte di tutto il mondo delle imprese che possono partecipare alla ricostruzione per evitare di combattere ricorsi giudiziari sulla pelle di una città, che ci sia buonsenso da parte di Autostrade, ancorché certamente esclusa da questo decreto, però una responsabilità oggettiva quella società ce l'ha, e che quindi ci sia buon senso anche da parte sua di usare quella moderazione e quell'attenzione a questa città, perché è una città ferita e qualche responsabilità, non fosse altro oggettiva perché quel ponte faceva parte del circuito di Autostrade, la società certamente ce l'ha. Tutto può essere migliorabile, può essere migliorabile il percorso, può essere migliorabile tra virgolette la giornata. Noi avevamo a disposizione questa, tra il dire sì e il dire no abbiamo scelto di dire sì, di sposare appunto l'iniziativa. Siamo felici di averlo fatto e la riproporremo. Prova a gettare acqua sul fuoco delle polemiche l'amministrazione comunale di Chiavari dopo i disagi al traffico patiti dagli automobilisti sabato mattina causati dalla chiusura delle strade del centro per permettere lo svolgimento della sesta tappa del Giro di Handbike. Una manifestazione che ha richiamato in città oltre 70 atleti provenienti da tutta Italia insieme ai loro accompagnatori che si sono sfidati lungo un percorso non facile e suggestivo attraverso il cuore del centro storico chiavarese, ma che per contro ha costretto a lunghe code in auto sulle strade rimaste aperte decine e decine di persone con tempi di percorrenza molto lunghi. Se da una parte la pioggia del mattino non ha sicuramente agevolato la situazione, dall'altra gli utenti della strada e i residenti hanno lamentato una scarsa organizzazione sia dal punto di vista della comunicazione dell'evento, pochi i cartelli di chiusura e di rimozione dei veicoli sulle strade interessate, sia la scelta del giorno che la gestione del traffico durante la gara. Una protesta ribaltata subito e amplificata dai social network, dove però a fronte degli sfoghi più o meno educati, ma questo è un altro problema, è arrivata anche da più parti la considerazione che quel disagio, che per molti alla fine si è esaurito in una mattinata, per altri, come chi è costretto su una sedia a rotelle e si confronta ogni giorno con difficoltà negli spostamenti con barriere architettoniche, è quotidiano e costante. Giusto quindi dare spazio ad una manifestazione di questo tipo, magari lavorando di più sull'organizzazione. Mi spiace, ma io capisco, però il mondo è anche un pochettino avere qualche disagio per qualcosa di nuovo, di bello ogni tanto, perché secondo me se si vuol buttare una goccia, la famosa goccia in uno stagno, bisogna buttare sta goccia, se no lo stagno rimane sempre piatto. È una città, ha bisogno di tante gocce, una città soprattutto come la nostra, dove c'è un pochettino di inerzia a fare le cose e quelli entusiasti di solito sono un po' soffocati da quelli un po' meno entusiasti. Noi ci abbiamo provato e non so se ci riproveremo, vediamo. Nella giornata di martedì abbiamo raccontato la raccolta delle olive da parte degli alunni della scuola primaria di Via Lombardia a Sestri Levante, impegnati nel loro orto didattico, e poi a collaborare insieme a questi bambini i nonni, e di nonni parleremo anche nel secondo servizio che andremo a vedere, ovvero quelli premiati dall'associazione Uleudo di Sestri Levante. Vediamo i servizi. Cos'è, una rete questa? Sì. Cosa ci cade dentro? Le olive. Un momento per imparare divertendosi questo. Certo, sono coinvolti tutti ed è un lavoro interdisciplinare. I bambini possono poi raccontare quello che hanno fatto questa mattina. C'è tutto il lavoro del discorso sul territorio, che è molto importante, il ritorno all'agricoltura che veniva un po' a mancare nelle nostre zone. Molti bambini questa mattina hanno detto: ho deciso che sarà il mio lavoro da grande, crediamoci. Vabbè, è un buon segno questo. Sarà proprio così. Ma fra 250 circa di Via Lombardia e una ventina del capoluogo, fra tutti questi bambini forse qualcuno frequenterà l'agrario e ce lo ritroveremo fra qualche anno a fare l'olivicoltore. Ogni tanto cadono però, ma non fanno male. E poi le state raccogliendo, che cosa si fa poi con le olive? Ci facciamo l'olio e le portiamo al frantoio. Ci sono anche i nonni questa mattina? Questa mattina sì, anche altre mattine. Per fortuna ci siamo anche noi, dai. Com'è lavorare con i nipoti? È una cosa meravigliosa, guarda. È più quello che si riceve che quello che si dà. Quali sono i soggetti coinvolti questa mattina in questa iniziativa che vede protagonisti i bimbi delle scuole? Sì, innanzitutto loro con i loro insegnanti sono, credo, la parte del soggetto principale coinvolto in questa manifestazione, chiamiamola così. E ci sono la cooperativa Olivicoltori Sestresi con il presidente e vicepresidente, c'è il servizio manutenzione del comune con Danilo che ci sta dando una grossa mano,
E poi abbiamo i ragazzi anche da Marco Polo, quest'anno è la prima volta, mi fa piacere, abbiamo avuto anche i ragazzi da Marsano negli altri anni. Insomma, questo è il quarto anno di fila che riusciamo a riproporre questa giornata, che diventa non solo un motivo così per fare l'olio per la scuola, che poi viene assaggiato ovviamente in tutte le scuole primarie del comune di Sesti Levante, ma anche poi ovviamente durante la manifestazione Pane e Olio che si tiene i primi di dicembre, così di modo che i bambini hanno modo di vedere tutto il ciclo completo dall'oliva all'olio. Il nonno è colui che trasmette sapere, è il principio che ha ispirato 30 anni fa l'associazione culturale Oleudo di Sestri Levante a promuovere un concorso di poesia e narrativa dedicato ai nonni. Da 6 anni l'evento è a carattere nazionale e coinvolge studenti delle scuole primarie alle superiori in tutta Italia. Il concorso Ricerca nelle scuole, Giornata dei nonni, ha vissuto il suo momento conclusivo all'Istituto De Ambrosis Natta di Sestri Levante, con la premiazione dei partecipanti e naturalmente dei nonni dell'anno. Tra gli elaborati premiati spicca l'opera collettiva, il passato e il presente della scuola media De Amicis Masi di Atripalda, in provincia di Avellino. Nelle scuole superiori il primo premio è ex equo ad Andrea Tosonotto con la poesia Le sue signore e Lorenzo Costa con A questa domanda, studenti rispettivamente della prima A e prima C al De Ambrosis Natta di Sesti Levante. Mentre tra gli elaborati delle scuole primarie la medaglia d'oro è andata a Dimitri Delfino, che frequenta la classe quinta a Zuccarello in provincia di Savona. Il ruolo da protagonisti è stato quello dei nonni. L'associazione Oleudo ha tributato un commosso ricordo al nonno Bruno Minardi, per molti anni impegnato nelle scuole ad insegnare lingua e cultura genovese. In sua memoria è stata consegnata una targa al figlio Maurizio, quindi un riconoscimento al padre del premio Andersen, David Bixio, scomparso lo scorso 5 agosto. I nonni dell'anno 2018 premiati nel corso della mattinata di festa e ricordo sono stati ben 4. Giorgia Santini, poetessa e abile cuoca con la dedica a poesia e cucina liguri. Sergio D'Urso, noto come Mago Joe, con la dedica a Un treno d'amore. Franco Bampi, nel 2018, nonno per ben 2 volte, con la dedica a cultura e passione per la nostra Liguria. E Vito Molinari, il regista e scrittore, con la dedica Una vita in TV, con Sestri Levante nel cuore. Un grave scandalo, lo definisce così Emanuele Dotto, giornalista RAI, la situazione della Virtus Entella nel limbo, non può giocare la squadra né in Serie B né in Serie C in attesa di tempi della giustizia che si fanno sempre più lunghi. Abbiamo sentito l'opinione del giornalista RAI ai nostri microfoni, sentiamo. Secondo la sua esperienza, come legge questa situazione che sta investendo la Virtus Entella, un po' il calcio in generale? In una parola, scandalosa, perché in effetti all'Entella ne hanno combinato di cotte e di crude. Poi il comunicato finale dell'udienza rinviata perché non ci sia urgenza è un capolavoro, manzoniano da parte di una zecca Garbugli, perché basta leggere quello che hanno scritto. In relazione al procedimento pendente nei confronti dell'Entella, la Lega di B rende noto che la causa presso il TAR del Lazio è stata rinviata a una data da stabilire. Direi che c'è una somma di opzioni scandalose che confermano come il mondo del calcio sia un mondo che vive di sue regole e di sue che vengono calpestate e di sue gestioni assolutamente non manageriali e assolutamente non corrette. La società ha seguito correttamente tutte le strade dal punto di vista legale per cercare di avere una risposta? Il fatto che l'Entella non abbia impugnato i provvedimenti con i quali la Federcalcio e la Lega di B il 5 ottobre scorso non avevano accolto l'istanza di riammissione in Serie B è veramente la ciliegina sulla torta. Non si voleva che l'Entella tornasse in Serie B come avrebbe meritato, ci sono stati dei fallimenti clamorosi, delle irregolarità amministrative, tecniche e giuridiche, ma tutto questo evidentemente non è bastato, perché trovo veramente scandaloso il comportamento, direi, della Lega Calcio di Serie B e direi anche della Federcalcio. Una questione di questo genere non è mai accaduta nel calcio, nello sport in generale? Mai. Tutto capita, nel disinteresse generale, campionato a 19 squadre, è stato violato il principio della regolarità del torneo. Che cosa può fare una società anche piccola come quella della Virtus Entella?
più che protestare, forse non so, fare causa, ma a chi? Bisogna chinare il capo. A questo punto direi che mi pare che sia chiaro che l'Entella in B non potrà giocare quest'anno. Fatela giocare in Serie C, teniamo questa brutta pagina, cancelliamola. No, anzi, non cancelliamola, mettiamola a futura memoria, perché così il mondo del calcio non può andare avanti. I temi della cultura nel telegiornali di giovedì. Siamo andati a Rapallo, dove è allestita una mostra dedicata alla Grande Guerra, una raccolta documentaria che ha messo insieme 2 anni di ricerche di archivio, e il materiale digitalizzato è stato inserito su una piattaforma per essere consultabile. Poi, in tema di cultura, parleremo anche della ripartenza a Chiavari dei corsi di cultura che quest'anno presentano numerose novità. Vediamo. I segni della guerra, Rapallo nel primo conflitto mondiale. Il progetto è frutto di un percorso durato 2 anni che ha visto la collaborazione tra Sovrintendenza e Ministero dei Beni e delle Attività Culturali. L'obiettivo è quello di valorizzare il patrimonio documentario conservato nell'archivio storico comunale di Rapallo e in alcuni importanti archivi privati cittadini. Ne è scaturita una mostra che sarà allestita a Villa Tigullio sino al 26 gennaio 2019. L'amministrazione comunale di Rapallo ha avviato un progetto 3 anni fa per la realizzazione di una mostra coinvolgendo le associazioni cittadine, la cittadinanza, ma soprattutto le scuole di Rapallo, e i risultati di questo progetto oggi sono qui confluiti in mostra e permettono di raccontare che cosa è rimasto sul territorio di Rapallo a 100 anni dalla conclusione del primo conflitto mondiale. La raccolta del materiale esposto, per la maggior parte inedito, ha coinvolto le scuole del territorio, le associazioni cittadine e ha permesso l'esplorazione, il riordino e la digitalizzazione di giacimenti documentari, archivistici, collezionistici e bibliotecari. Una selezione di quanto in mostra è stato digitalizzato e informatizzato ed è confluito all'interno di Archimera, Archivio della Memoria di Rapallo, una piattaforma web facilmente consultabile da tutti i cittadini. Le scuole in questi 3 anni hanno lavorato a dei progetti, a dei laboratori didattici, hanno creato una piattaforma, contribuito a creare una piattaforma che ha preso il nome di Archimera, Archivio della Memoria di Rapallo, e sarà visibile e consultabile in mostra e raccoglierà molti dei documenti più importanti, più interessanti che sono stati raccolti in questi anni, e li metterà a disposizione di chi vorrà venire in mostra a vederli. Ripartono per il 33esimo anno consecutivo i corsi di cultura a Chiavari nei locali del Centro Sociale San Giovanni Battista in via delle Vecchie Mura 1. Il programma dell'anno accademico, ricco e sostanzioso, prevede anche lezioni di russo e cinese, oltre che laboratori di informatica. I corsi di cultura di Chiavari sono una bellissima realtà, ve lo dico io perché ne sono così convinta che ne ho fatto proprio una ragione proprio vitale. 33 anni di fondazione, fondati dalla nostra cara e ormai abbastanza ricordata Presidente Luisa Moggia. Siamo una realtà che sul territorio è molto radicata. Che cosa facciamo? Beh, tantissime cose. Cerchiamo di essere vicini alle persone, diamo questo che è il nostro logo, cultura, è la capacità che ha la mente di intendere la vita, ma per cultura si intende anche lo stare insieme come oggi, il partecipare a delle cose, il leggere, il attivare, diciamo così, le facoltà cerebrali, l'amicizia, l'empatia. Quindi la cultura è tutte queste cose qua e noi cerchiamo in tutti i modi di sfondare questo. Da ottobre a maggio si tengono i corsi. Come ci si fa ad iscrivere? L'iscrizione viene dalle nostre volontarie, ne abbiamo grazie al cielo uomini e donne, e si possono stipulare da noi nella biblioteca Francesco ed Elena Bono, che è di proprietà dei corsi di cultura stessi. Dunque lunedì, mercoledì e venerdì pomeriggio dalle 4 in poi ci siamo sempre, ci saranno degli specialisti, daranno i programmi di lingue. Che cosa rappresentano i corsi di cultura per la città di Chiavari? I corsi di cultura rappresentano una realtà vivace, viva ed entusiasta, ed è bellissimo. Sono persone che veramente credono in quello che fanno e portano avanti le tradizioni e quella che è veramente la cultura del nostro territorio.
Il 12 di ottobre si è celebrato l'anniversario della scoperta dell'America, tante le iniziative, quella ormai consueta messa in scena dai ragazzi, dagli studenti del comprensivo di Cicagna, che davanti alla Casa degli Avi di Colombo hanno rappresentato la scoperta dell'America. Parleremo di questo, ma parleremo anche del premio Città di Chiavari per il miglior giornalino per ragazzi. La 13ª edizione del concorso si è svolta e ha visto come premiato la pubblicazione La Giostra dell'editrice Ave. Vediamo i servizi. Giovanni Colombo, nonno dell'esploratore Cristoforo, nacque a Terrarossa di Moconesi. Presso la sua casa gli alunni delle elementari hanno preso parte alle celebrazioni del 12 ottobre, con un'attenzione particolare a tutte le persone di origine fontanina che sono emigrate in America, seguendo metaforicamente le orme di Cristoforo Colombo. Tra la metà dell'Ottocento e la metà del Novecento sono centinaia, sono migliaia e migliaia coloro che dall'entroterra, ma in particolare dalla Fontana Buona e da Favale ancora più in particolare, sono partiti per l'America. In America hanno messo delle radici profonde perché sono riusciti a mettere a profitto le loro capacità, la loro intraprendenza, la loro intelligenza. Diciamo che il legame Fontana Buona-America è duraturo e testimoniato. Ancora oggi abbiamo avuto una lettera da parte degli Liguri nel mondo di New York, nei quali vogliono rinforzare e ricordare questo collegamento. E noi abbiamo l'obbligo, l'onere e anche il piacere di ricordare come molti dei nostri progenitori siano andati dall'altra parte dell'Atlantico a cercare fortuna. Molti sbarcarono nell'America del Nord e trovarono rifugio, chi a Baltimora, chi addirittura a New York nel quartiere del Village, che in genovese si diceva un villaggio. Qual è il significato del coinvolgimento delle scuole in questo evento? Beh, naturalmente come istituto comprensivo siamo molto attenti a tutte le proposte che provengono dal territorio, quindi tra queste naturalmente c'è anche ricordare chi molto prima che noi frequentassimo questa valle hanno dato lustro a questa valle. Ci sono naturalmente molte cose che possono essere utili ai ragazzi, la volontà di scoprire l'ignoto, di applicarsi, di dedicare le proprie energie per realizzare un obiettivo. Tutto questo naturalmente può essere molto utile ai nostri ragazzi. Com'è andata? Chi ha vinto? Premiato è La Giostra dell'editrice Ave. Poi hanno comunque ricevuto premi anche G-Baby, Focus Pico, La Vivacemente, Frozen e Pixar Car. Perché è stata scelta La Giostra? Premesso che anche altri giornalini meritavano ampi riconoscimenti, La Giostra è un giornalino completo che si segnala per la qualità dei suoi servizi, dei racconti, dei fumetti, delle illustrazioni, delle rubriche e anche una specifica pagina per i genitori per orientare nella loro azione educativa. Che significato ha per voi questo premio? Beh, intanto La Giostra è una storia molto lunga perché nasce addirittura nel 1970. Poi ha subito vari cambiamenti e questa è la prima volta che vince il premio della città di Chiavari ed è un motivo di fiducia soprattutto e di spinta a continuare su questa strada. In un periodo storico in cui le nuove tecnologie cellulari la fanno da padrone, come si inserisce, qual è il valore aggiunto di una pubblicazione cartacea e della Giostra? Mi viene da pensare che non dobbiamo avere paura di questo mondo digitale perché i bambini, che ci piacciono, ne fanno esperienza e ci sfidano a mettere nel mondo digitale, che è uno strumento, contenuti buoni e arricchenti. La carta ha un incanto tutto suo, un bambino che tiene un libro tra le mani è un bimbo che cresce, no? che si riempie di cose belle. Ecco, cosa raccontano le pagine della Giostra? Beh, innanzitutto è ricca di storie, le storie sono potentissime, diventano forza per un bambino che cresce a cercare significati per la vita e La Giostra ha una cura particolare nello scegliere i testi anche di autori molto importanti.
Andiamo adesso in Val Fontana Buona, a Isola d'Orero. Torna a nuova vita la cava, che è dismessa da alcuni anni e poi abbandonata come sito culturale all'interno della via dell'Ardesia. È stata recuperata totalmente, sarà uno spazio di incontri, di momenti di aggregazione. C'era presente all'inaugurazione anche il nostro vescovo, Monsignor Alberto Tanasini. E poi parleremo di turismo con il bilancio che Seste Levante traccia della partecipazione al TTG, la Fiera Internazionale del Turismo, che si è svolta a Rimini. Vediamo i servizi. Una cava abbandonata trasformata in una sala concerti con tanto di palco e un capannone per la lavorazione dell'Ardesia, chiamato amichevolmente dai residenti di Orero Baraccun, diventato uno spazio per ricevimenti, mostre e riunioni aziendali. Torna così a nuova vita il sito estrattivo di Isolona d'Orero in Val Fontana Buona, prendendo il nome di Cava Ardè. A fare rinascere il sito, che negli anni 90 faceva parte della via dell'Ardesia, la signora Liliana Anelli, che da insegnante in pensione ha voluto recuperarlo nella sua bellezza, pensando per il prossimo futuro anche a un suo utilizzo didattico e formativo. Questo che io ho fatto non è nato come business e quindi uno si dimentica tutto quello che era dietro. Forse fa parte un po' del mio bagaglio culturale, diciamo scolastico, e quindi vorrei mantenere il lato culturale, quindi mettere in piedi un mini museo. Potremo sempre organizzare delle visite programmate con le scuole, con turisti e vediamo. Tante le autorità presenti al momento di festa per l'inaugurazione, presente anche il vescovo diocesano, Monsignor Alberto Tanasini. Il recupero del sito estrattivo di Isolona d'Orero rappresenta un segnale di rilancio per la vallata, che nel comparto ardesiaco ha comunque un importante capitolo della sua economia. Noi come comune di Orero fino a 15 anni fa lavoravano circa 250 operai, più l'indotto, diciamo che in effetti comunque l'Ardesia è ancora l'azienda principale perché impegna sul territorio circa 30 persone, che sono importanti. Oltre al locale del Baraccun è stata riaperta anche la prima parte della cava dalla quale veniva estratta l'Ardesia, una delle più antiche della Fontana Buona. Una delle prime cave, diciamo così, che sono state aperte in Fontana Buona all'inizio del 1900. E naturalmente è stata lavorata all'incirca fino al 1970-72 con il relativo Baraccun qua di fuori, adesso ristrutturato, perché è stata trasformata, messa in sicurezza, adatta proprio per la visita, e questo credo che rappresenti un plus anche per qualunque tipo di attività si voglia fare, perché è una cosa unica in Liguria e probabilmente anche in Italia. Si è conclusa da poco la Fiera Internazionale del Turismo a Rimini, com'è andata? È andata molto bene perché il territorio si è presentato in modo unito da Chiavari anche ai comuni diciamo delle baie del Levante, quindi da Seste Levante, Levanto, Moneglia fino all'inizio delle Cinque Terre, sia con la presenza di amministratori che quindi hanno dimostrato che le istituzioni credono in questo progetto di promozione turistica integrata, ma soprattutto con la presenza di tanti operatori che in modo assiduo hanno lavorato incontrando tour operator e quindi promuovendo e anche realizzando insomma, degli accordi commerciali su pacchetti che riguardano il turismo del nostro territorio. Quindi sicuramente un'ottima occasione per promuovere Sestri ma anche tutto il territorio circostante. Nell'ambito di questo evento si può fare un bilancio del turismo per quanto riguarda il comune di Sestri Levante? Sì, non abbiamo ancora totalmente i dati definitivi del periodo e stiamo attendendo anche di capire se la tragedia del Ponte Morandi ha comportato delle flessioni nel periodo, appunto, soprattutto per il turismo francese, per il turismo che proviene dalla Francia e dalla Spagna. Sicuramente è accaduto per Genova e quindi cerchiamo di capire se è accaduto anche per il nostro territorio, ma in generale il bilancio devo dire che è positivo. In tutta la Liguria c'è stata un po' di flessione rispetto al 2017 che era stato un anno straordinario, quindi difficilmente replicabile. Seste Levante ha tenuto in qualche modo, la flessione è stata leggera perché il leggero calo di presenze italiane è stato compensato dall'incremento di presenze straniere e questo è un buon segnale perché significa che siamo sempre più conosciuti a livello internazionale, quindi c'è ancora tanto da lavorare ma complessivamente un bilancio positivo.
E siamo così arrivati al nostro approfondimento che questa settimana è dedicato alla vertenza Astore. L'azienda ha confermato, non recede dai suoi passi, di chiudere lo stabilimento di Casarza Ligure per trasferire tutti i lavoratori a Casella. Fronte comune da parte delle istituzioni. Ci sarà proprio lunedì prossimo un consiglio comunale congiunto delle amministrazioni di Casarza Ligure, Sestri Levante, Castiglione Chiavarese e Moneglia, che trasmetteremo anche in diretta sui nostri canali. I lavoratori nel corso della settimana hanno incontrato anche il vescovo diocesano. Vedremo tutti questi momenti nel nostro approfondimento, al termine del quale si conclude questa edizione del TG Guardando la Settimana, che torna fra 7 giorni. Grazie per essere stati con noi e buon proseguimento di giornata. Ulteriore passo in avanti per alzare il livello della discussione. Ci vedremo lunedì prossimo, 15 ottobre alle ore 21 a Villa Sottanis. Tutti i consiglieri della Val Petronio, i sindaci, ho invitato i parlamentari del territorio, i consiglieri regionali, logicamente ci saranno i lavoratori, i sindacati, abbiamo invitato anche Confindustria e anche l'azienda, perché vogliamo veramente cominciare a discutere con l'azienda. Tutte le iniziative che abbiamo fatto sono finalizzate a scongiurare il trasferimento dell'Astore da Casarza a Casella, che causerebbe praticamente la perdita di 55 posti di lavoro con altrettante famiglie. Settimana scorsa lo sciopero dei lavoratori, una mobilitazione che comunque dura da settimane. In tutto questo lasso di tempo l'azienda si è fatta sentire? L'azienda non si è fatta sentire, questa è una cosa grave. Questa settimana, giovedì, gli assessori regionali allo sviluppo economico e al lavoro sentiranno l'azienda, questo primo quindi abboccamento, ma l'azienda ha in questo periodo, e lo sappiamo, ascoltato la mobilitazione del territorio, per cui crediamo che tutto il lavoro che è stato fatto non sia vano, ci sono ancora delle speranze, vogliamo continuare a lottare insieme ai lavoratori e adesso è arrivato il momento di discutere, sederci a un tavolo con l'azienda per far sì veramente che questa scelta scellerata di trasferire l'Astore da Casarza a Casella venga scongiurata. L'azienda risiede sul comune di Casarza Ligure ed è questo comune che mette sul tavolo alcune proposte per far cambiare idea all'azienda. Sì, noi siamo disponibili fin dall'inizio a vedere con l'azienda se ci sono delle possibili riduzioni delle imposizioni comunali, che però ricordo sono ben poca cosa. Crediamo che non sia questo il problema purtroppo, ma sia un problema ben più grande. È una multinazionale, fanno delle scelte che cadono sul territorio senza pensare a questi che sono i costi minimi per un'azienda, per cui noi mettiamo sicuramente sul tavolo questa iniziativa, ma crediamo che ci debba essere un'iniziativa politica di più ampio respiro, perché oggi è in discussione Casarza, domani sarà in discussione anche Casella. Il rischio è di perdere proprio questa azienda dal territorio della città metropolitana. Trasferire un'azienda di 45 dipendenti da Casarza Ligure a Casella significa sconvolgere altrettante famiglie e ferire il territorio della Val Petronio, privandolo di un importante polo produttivo. Questo è ciò che è emerso dall'incontro, in cui il vescovo ha rimarcato l'attenzione della Chiesa chiavarese verso il mondo del lavoro. Monsignor Tanasini ha accolto la richiesta dei lavoratori di farsi portavoce delle loro ragioni verso la Aliaxis SPA, il gruppo a capo della Astore, e ribadire la necessità di ritrovare un valore nel lavoro che vada oltre le dinamiche manageriali. Ma il lavoro innanzitutto ci dà la dignità, la nostra posizione nella società, e qui poi gira intorno al lavoro, girano poi tutti gli aspetti della famiglia. Ora noi abbiamo sollevato questa problematica che la famiglia viene messa in estrema difficoltà nel momento in cui la sede di lavoro si allontana così tanto da casa. Una delle parole più ricorrenti durante l'incontro è stata comunità, intesa sia come quella dei cittadini di Casarza Ligure, come nucleo familiare di ogni lavoratore e come gruppo formato dai 45 dipendenti dell'Astore. Noi siamo uniti in questa battaglia, siamo 45 dipendenti, passiamo insieme più di 8 ore al giorno tra noi, quindi ci conosciamo perfettamente gli uni con gli altri, conosciamo magari le problematiche di uno piuttosto che di un altro e quindi ci si sostiene anche in questo senso. Quindi sì, facciamo comunità in questo senso ed è importante a nostro avviso portare avanti questa battaglia in modo unitario.
Abbiamo incontrato insieme alle unioni industriali il responsabile delle risorse umane dello stabilimento, il quale ha confermato la volontà della multinazionale a cui appartiene lo stabilimento di trasferire la produzione a Casella come già deciso, e quindi su questo non mi ha dato, nonostante le mie rappresentazioni, della contrarietà della politica, del Consiglio regionale, dei consigli comunali che hanno votato ordini del giorno simili, pare irrevocabile la scelta di spostare le maestranze a Casella. Come è stata giustificata questa volontà di trasferimento? Per mettere in sicurezza la produzione in Italia, onde evitare che la multinazionale possa decidere in futuro di abbandonare il territorio nazionale, quindi di rendere stabile la produzione a Casella, che ha già adesso 300 dipendenti, e lo stabilimento di Bologna. Hanno assicurato che non c'è nessuna volontà di arrivare a licenziamenti successivamente al trasferimento, perché tutti gli operai, i lavoratori che oggi lavorano a Casarsa sono assorbibili dal sito di Casella, quindi questa qua purtroppo è la situazione che devo riportare ai capigruppo che mi avevano dato mandato di incontrare l'azienda. Da parte dell'azienda comunque c'è consapevolezza che un trasferimento chiesto ai lavoratori è comunque impegnativo, si tratta di di oltre 70 km per andare e tornare da Casarsa attualmente. Assolutamente, è quello che io ho riferito, però sappiamo bene le multinazionali purtroppo come ragionano, quindi penso che i sindacati possano trattare su un eventuale spostamento in avanti di pochi mesi, ma tanto per finire l'inverno e il periodo scolastico, ma penso che oltre a questo non ci sia disponibilità alcuna di poter trattare su uno slittamento più avanti o di una sospensione del trasferimento.